Legalità e trasparenza dell'attività d'impresa nel territorio della provincia di Agrigento. Oggi la firma tra Prefettura e Camera di Commercio. L'ex re dei supermercati Giuseppe Burgio è deceduto, era finito al centro della maxi inchiesta discount. Agrigento piange Dario Danile, punto di riferimento nelle tradizioni folk. La zona bianca è ancora lontana, il governatore Musumeci richiama alla prudenza, tanta confusione sui vaccini e i richiami. Flusso inarrestabile quello dell'immigrazione, ieri a Lampedusa 11 sbarchi e oggi 7. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. È stato siglato questa mattina formalmente a margine di un incontro anche con la stampa il protocollo d'intesa per la legalità e la trasparenza dell'attività d'impresa nel territorio della provincia di Agrigento. A firmarlo il prefetto Maria Rita Cocciufa ed il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento hanno sottoscritto in data odierna presso il Palazzo del Governo un protocollo d'intesa per la legalità, la trasparenza dell'attività d'impresa nel territorio della provincia di Agrigento. Ciò permetterà alla Prefettura, alle Forze di Polizia, alla DIA di avere accesso alla piattaforma REX Regional Explorer. Attraverso questo strumento si intendono sviluppare un rapporto di collaborazione per mettere a sistema conoscenze, dati e informazioni sul contesto imprenditoriale locale e valorizzazione delle competenze di analisi delle forze di polizia. Oggi sigliamo questo protocollo d'intesa che si sta piano piano sottoscrivendo un po' in tutta Italia ed è un importante tassello in questa strategia che stiamo mettendo in campo per contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa soprattutto negli appalti pubblici, ma non solo. Si tratta di uno strumento che è una piattaforma informatica che è messa a disposizione da Infocamere in cui confluiscono tutta una serie di dati che sono dati anche integrati, quindi che leggono un po' non si fermano soltanto alle vicende della singola azienda, ma le mettono in correlazione vari elementi. Questi dati saranno messi a disposizione delle forze dell'ordine proprio per implementare le attività di verifica, di controllo e di vigilanza. Sì, praticamente è con grande soddisfazione che oggi andiamo a firmare questo documento che è la prova della collaborazione fattiva che la Camera di Commercio dà all'istituzione. Quindi questo protocollo, questo strumento permetterà alla Prefettura e alle Forze dell'Ordine di avere quei dati necessari per agire sul territorio in una maniera più organica. Cioè dati che riguardano le aziende? Sì, tutte le attività produttive del territorio. È stato realizzato da poco il sistema Regional Explorer, sinteticamente chiamato REX, che è rivolto alle forze dell'ordine ed è nato per aiutare le forze dell'ordine a fare indagini legate a fenomeni anomali sulla vita delle imprese. Il sistema è un sistema innovativo di indagine e di intelligence che permette, in sinergia con le forze dell'ordine collegate, di monitorare un territorio sfruttando le informazioni provenienti dal registro delle imprese, che è la fonte ufficiale sempre aggiornata dei dati sui 6 milioni di imprese che operano nel territorio nazionale e dei 10 milioni di imprenditori che le amministrano, ma sfrutta i dati anche non solo del registro delle imprese, ma anche dati di bilancio, dati dei paradisi fiscali e dati degli eventi di imprese. Quindi ci sarà una richiesta da parte delle forze dell'ordine per accedere a questi dati sensibili? Sì, oggi si firmerà un protocollo d'intesa tra la Prefettura di Agrigento e la Camera di Commercio di Agrigento per avere un accesso al sistema che permette indagini su determinati fenomeni che tirano fuori alcune imprese che naturalmente non necessariamente hanno commesso degli illeciti, ma sono oggetto di attenzione e di controllo da parte delle forze dell'ordine che stabiliranno se vi è un'effettiva anomalia o condotta illecita.
L'ex re della grande distribuzione della provincia di Agrigento, l'imprenditore empedoclino Giuseppe Burgio, è deceduto nelle scorse ore. Era malato da tempo. Burgio era finito al centro della maxi inchiesta discount, una maxi bancarotta di oltre 50 milioni di euro che gli era costata una condanna a 6 anni. Negli scorsi mesi era stato rinviato a giudizio per la seconda tranche della stessa inchiesta, che lo vedeva protagonista insieme ad alcuni funzionari della banca che lo avrebbero aiutato a distrarre il patrimonio. Nel marzo scorso il Tribunale di Agrigento gli confiscò beni per un valore di circa 8 milioni di euro. La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo Luigi Patronaggio, ha disposto l'autopsia sul cadavere di Giuseppe Scuderi, 55 anni, di Trapani, direttore di macchina del traghetto Cossira, morto nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava a bordo della nave ormeggiata a Porto Empedocle. L'uomo, uscendo dalla sala macchine per prendere una boccata d'ossigeno, è stato colto da un malore improvviso. La Procura ha sequestrato la salma e ha disposto l'esame autoptico per accertare le cause del decesso. La colissa effettua la spola fra Porto Empedocle, Linosa e Lampedusa. Agrigento piange Dario Danile, protagonista nello sport e punto di riferimento nelle tradizioni popolari e folk in città. Lello Casesa. Ci lascia sbigottiti la prematura scomparsa di Dario Danile, personaggio dinamico, amante delle tradizioni popolari e del folklore agrigentino. Da sempre innamorato della sua terra e della sua Agrigento che ha portato nel mondo, partecipando con il suo gruppo folk e di tanti della provincia con i quali collaborava a decine di festival ed eventi di ogni genere. Persona buona, disponibile, ha trasmesso ai giovani l'amore per il folklore e le tradizioni siciliane. Sono tantissimi giovani partiti con te all'estero, utilizzando qualunque mezzo a disposizione, dal bus al treno alla nave, accampandosi ovunque, ma sempre con la immancabile forza di spirito e simpatia che sprigionava dalla sua simpatia e spesso dalla sua improvvisazione. Sempre pronto ad organizzare eventi come la saga del Festival del Folklore, scambi culturali, rassegne, pronto ad intraprendere nuove attività imprenditoriali per ricavare quel minimo rimborso necessario e dignitoso di cui aveva bisogno e di cui era fiero nella sua semplicità e soprattutto nella sua umanità. Come dimenticare i numerosi gemellaggi della città di Agrigento con le città del mondo per valorizzare e promuovere attraverso la sua arte, la sua passione per la danza e la musica in particolare. Ciao Dario, da lassù continuerai sicuramente a far ballare gli angeli insieme ai tanti agrigentini del mondo del folklore scomparsi. Funerali oggi 15 giugno ore 16, Chiesa Madonna della Provvidenza. Un morto ed un ferito in un incidente sul lavoro avvenuto stamane intorno alle 8:30 in un cantiere edile in via Caldarella ad Avola, in provincia di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, per cause da accertare, si è verificato il crollo di un ballatoio e la vittima è finita sotto le macerie. Sono stati gli stessi pompieri a estrarre il corpo dell'operaio che ormai era privo di vita, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. I carabinieri della stazione di Canicattì sono intervenuti ieri sera in contrada Giardinelle, dove all'interno dell'abitazione hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di 53 anni. Ad allertare i militari sono stati i vicini, preoccupati di non vedere il malcapitato da un paio di giorni. L'uomo viveva da solo in condizioni di abbandono ed è proprio da un paio di giorni addietro che il medico legale giunto sul posto ha fatto risalire il decesso ascrivibile alle degenerazioni di alcune gravi patologie. Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, i carabinieri hanno affidato la salma ai familiari. A Messina consegnata la laurea in memoria di Lorena Mangano, la studentessa originaria di Capodorlando scomparsa nel giugno 2016 in seguito a un drammatico incidente stradale. C'è il servizio. Si è svolta a Messina, presso l'Aula Magna del Rettorato, la cerimonia di consegna della pergamena di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute alla memoria di Lorena Mangano, la studentessa originaria di Capodorlando, scomparsa nel giugno 2016 in seguito a un drammatico incidente stradale. Una tragedia che ha colpito tutti, ovviamente la famiglia, la mamma a cui va la nostra vicinanza. Ringrazio il Dipartimento diretto dal professor Baldari, il coordinatore del corso di laurea e tutti i colleghi che hanno voluto che l'Ateneo consegnasse questa laurea alla memoria
all'Orena proprio per dimostrare la nostra attenzione e per anche far sì che il suo esempio, che è stato quello della donazione, rimanga sempre presente, perché è un aspetto molto importante. Il suo desiderio ha ovviamente reso, nel dramma della sua perdita, ha salvato altre vite, e credo che questo sia un segnale molto bello e molto importante. Coronavirus, la zona bianca è ancora tutta da conquistare per la Sicilia e l'allarme arriva direttamente dal presidente della regione Nello Musumeci. In Sicilia c'è una forma di irresponsabilità e non prudenza, ma isolata. Per questo, dice Musumeci, io intervengo subito con la zona rossa per isolare l'eventuale focolaio. Ed intanto sul fronte vaccini e seconde dosi regna tanta confusione. Ci sono i nostri servizi. La Sicilia guarda al calendario con ansia e gli occhi sono decisamente puntati al 21 giugno prossimo, data in cui potrebbe entrare in zona bianca, quella cioè con minime restrizioni anticontagio. Per raggiungere la meta però è necessario che i casi di Covid continuino a restare contenuti, che la situazione ospedaliera sia sotto controllo. Parallelamente si deve procedere con i vaccini e i prossimi giorni saranno quelli chiave, perché si potrà anche comprendere l'impatto dello stop all'uso di AstraZeneca per gli under 60. In questo contesto arriva il nuovo monito del presidente della regione Nello Musumeci. C'è uno spazio di manovra improntata a responsabilità, non prudenza, per fortuna molto isolata, dice il governatore, e quando accade io intervengo subito con la zona rossa per circoscrivere focolai, dice ancora Musumeci, intervenendo all'area che tira sulla 7. Musumeci si mostra ottimista e sottolinea che nelle località turistiche e ovunque in Sicilia si sta bene, il contagio si è abbassato, ma richiama giovani e meno giovani alla prudenza e al rispetto delle regole anche in piena estate. Per Musumeci la battaglia contro la pandemia non si vince con il colore giallo-bianco, ma solo quando l'ultimo dei siciliani si sarà vaccinato. E proprio il tema dei vaccini resta una nota dolente. L'uso di AstraZeneca è stato infatti sospeso perché a meno di 60 anni è l'indicazione arrivata da Roma per le seconde dosi, sempre per gli under 60, è quella di usare invece Pfizer o Moderna. Un mix che però è stato rifiutato da molti presidenti di regione. Noi intendiamo uniformarci come abbiamo sempre fatto, tranne rare eccezioni, rari casi, alle indicazioni nazionali, perché credo che mai come in questo momento serva una chiarezza nella comunicazione. Io concordo con chi mi ha preceduto, perché non si può parlare in 10 lingue diverse. La Sicilia, peraltro, come voi sapete, ha pagato più di tutte la diffidenza verso AstraZeneca per 5 mortali casi che comunque non sono stati mai ricondotti a responsabilità del vaccino, ma che hanno creato una psicosi difficile da neutralizzare. Certo. Quindi intanto il criterio del governo regionale è seguire le indicazioni nazionali. Intanto il ministro Speranza ammette: spero che il 95% degli italiani sia in zona bianca nei prossimi 7 giorni. Quanto alle scorte dei sieri, quelli non sembrano più essere un problema. In Sicilia abbiamo circa 100.000 dosi AstraZeneca e ne aspettiamo altre 43.000, dice il presidente, per il richiamo dei cittadini over 60. Qui il problema non è eliminare le scorte di vaccino. Il problema è rendere tutti immuni entro un determinato periodo di tempo. Certo, noi da questo momento in poi non utilizzeremo più AstraZeneca per le fasce inferiori ai 60 anni. Ai medici di medicina generale diamo Pfizer e Moderna. Johnson viene data soprattutto ai medici che hanno a che fare con pazienti che potranno vedere solo una volta per evitare di tornare a domicilio la seconda volta. Adesso ne sappiamo di più e siamo più prudenti, però non si può dire che aver allargato a fasce di giovani sia stato un rimedio per evitare di dover rendere inutili le scorte di vaccino. Certo. Il contagio si è abbassato, ma questi campanelli di allarme debbono servire per richiamare giovani e meno giovani alla prudenza e al rispetto delle regole.
Anche se l'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la vaccinazione mista per gli under 60, prima dose AstraZeneca e seconda dose Moderno Pfizer, nel Paese regna da qualche settimana la confusione totale e le regioni si muovono in ordine sparso. Molte delle regioni dunque non stanno seguendo le indicazioni di Figliuolo ed anche i territori non hanno una linea comune, nonostante la direttiva del ministro Speranza. Si muovono in maniera autonoma, creando confusione su confusione. Fortunatamente in Sicilia la macchina organizzativa procede spedita e le somministrazioni vanno avanti su tutte le fasce e categorie individuate. A questo si aggiunge la nota di AIFA, che ha parlato di disinformazione ed ha ribadito che il vaccino di AstraZeneca resta autorizzato per tutta la popolazione, attraverso un'intervista poi smentita rilasciata dal capo della task force sui vaccini dell'agenzia Marco Cavaleri. Il governo italiano ribadisce che la linea Figliuolo non cambia ed anzi si pensa ad un ulteriore messaggio di chiarezza e di rassicurazione da dare agli italiani. Le nostre indicazioni, dice Speranza, sono perentorie e devono essere seguite. Non è un dibattito politico, non è un presidente del Consiglio, un ministro, un presidente di regione che decide. La comunità scientifica internazionale ha dato indicazioni su AstraZeneca che sono cambiate sulla base delle evidenze scientifiche e noi dobbiamo seguirle. Speranza ha poi sottolineato l'importanza della zona bianca nel nostro paese, è certamente il frutto delle misure rigorose adottate e della campagna vaccinale che procede con numeri molto buoni, ma è necessario continuare sulla strada della prudenza e della gradualità. Su questo punto c'è un'ampia condivisione anche tra gli italiani. Cambiare il vaccino per la seconda dose non è pericoloso, anzi probabilmente è vantaggioso, lo ha spiegato Guido Rasi, ex direttore dell'EMA ed ora consulente del commissario straordinario generale Figliuolo. Sulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane, la commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, si legge, ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale, di approvare il mix vaccinale. Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza delle regioni nella ipotesi di arrivare ad una posizione unitaria. Per ora, dunque, ognuno va per la sua strada. Un magistrato in servizio alla Procura di Agrigento e un'impiegata dell'ufficio sono risultati positivi alle varianti inglese del Covid-19. Il sostituto procuratore risulta già vaccinato con entrambe le dosi, mentre l'impiegata era in attesa di completare il ciclo. Il capo della Procura di Agrigento, Luigi Patronaggio, insieme al presidente del Tribunale Pietro Maria Falcone, ha deciso di sospendere ogni attività differibile e non urgente. In questi giorni tutti i magistrati e il personale in servizio saranno sottoposti a un giro di tamponi. Attivato lo smart working per tutto il personale amministrativo e di magistratura non impegnato in turni esterni o di reperibilità. Sarà a distanza la partecipazione alle udienze, ove possibile, con modalità telematiche secondo i protocolli già approvati in precedenza. Vietati inoltre l'ingresso nei locali della Procura agli utenti e agli avvocati, ferme restando le possibilità di depositi atti e consultazione via telematica. Nuova rissa a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Ancora una volta teatro di zuffe è stato l'ex eliporto. L'episodio è avvenuto domenica sera. Secondo una prima ricostruzione, un sedicenne sarebbe stato prima accerchiato e poi colpito da diversi coetanei. Sembrerebbe per futili motivi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento e il personale medico che hanno trasportato il giovane all'ospedale. Al sedicenne è stato riscontrato un trauma cranico. I poliziotti subito dopo si sono messi sulle tracce dei responsabili, ma al momento di loro non c'è nessuna traccia. Cambiamo argomento, un flusso inarrestabile, quello dell'immigrazione. C'è anche un neonato di 5 mesi tra i migranti approdati nelle ultime ore a Lampedusa, dove gli sbarchi si susseguono uno dietro l'altro, con le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza impegnate in una staffetta ininterrotta. Dopo gli 11 eventi di ieri che hanno condotto sulla più grande delle Pelagie 442 persone dalla mezzanotte, sono stati 7 gli approdi a Lampedusa per un totale di 250 persone sbarcate stamani al molo Favarolo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, 7 gli arrivi registrati a partire dalla mezzanotte, con un totale di 250 persone sbarcate nella notte a Lampedusa. Fra i migranti approdati nelle ultime ore c'è anche un neonato di 5 mesi.
Le Fiamme Gialle e la Guardia Costiera hanno intercettato nelle ultime ore un'imbarcazione con 85 persone, un barchino con 13 tunisini approdato autonomamente seguito da un altro con 12 uomini provenienti dal Marocco e dal Sudan. A raffica poi si sono registrati altri 4 sbarchi di 20, 53, 54 e 13 tunisini rispettivamente. Tutti i gruppi che sono andati ad aggiungersi a quelli sbarcati ieri, 442 in totale. In poco più di 24 ore quindi sono stati 700 circa gli extracomunitari sbarcati a Lampedusa. Le operazioni di accoglienza sono coordinate con notevole impegno dalla prefettura di Agrigento. Stiamo lavorando alacremente, direi giorno e notte, proprio perché è un momento un po' difficile. Dopo una tregua che è durata alcune settimane sono ricominciati gli sbarchi, ma non solo sono ricominciati gli sbarchi, sono ricominciati con una rilevante intensità. Comunque la situazione è sempre gestita, seguita, si stanno facendo i trasferimenti sia sulle navi quarantena sia sulla terraferma. Sono previsti una serie di trasporti, in questo momento ce n'è uno in corso, stiamo trasferendo 100 ragazzi, 100 minori, altri partiranno stasera e altri partiranno con la nave azzurra che in questo momento si trova a Lampedusa. Inutile dire, è sicuramente una situazione difficile ma gestibile, la stiamo gestendo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. È ripreso ieri mattina davanti il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento il processo a carico di Felice Vaccaro, 34 anni, presidente del Consiglio Comunale di Realmonte, accusato di tentato abuso d'ufficio. In particolare, secondo quanto mosso dall'accusa, Vaccaro avrebbe accusato di inadempienze una ditta che si occupava di manutenzione stradale, l'Aurora, che si è costituita parte civile, al fine di favorire l'azienda dei genitori, in particolare strumentalizzando il suo ruolo di presidente del Consiglio Comunale, pur non avendo titolo e omettendo eventuali conflitti di interessi, chiedeva la sospensione dei pagamenti all'azienda per inadempienze e ritardi. Ieri mattina in aula è comparso l'ex segretario comunale che, rispondendo alle domande del PM Gianluca Caputo, ha dichiarato di aver ricevuto la richiesta protocollata da parte del Presidente del Consiglio Comunale, ma che lo stesso non avesse titolo per avanzare tale richiesta. Denise Pipitone è viva, lo evidenziano le rivelazioni dell'ex PM Angioni e l'altra pista che arriva dalla Romania. Il magistrato che indagò sul caso ha detto di avere la personale certezza che la bimba scomparsa da Mazara del Vallo sia viva. Un'altra strada è invece appunto quella legata al famoso video girato nel 2004 da una guardia giurata a Milano, ma finora i dubbi sono più delle certezze. Vediamo. Quello che voglio dire è che le persone responsabili di questo sequestro hanno un convincimento interiore, non solo che era giusto farlo, ma anche che non hanno fatto niente di male, perché la ragazza sta bene, sta molto bene. Denise Pipitone viva, sta bene e ha anche una figlia. Fanno rumore le ultime presunte rivelazioni di Maria Angioni, ex PM che ha indagato a suo tempo sulla scomparsa della bambina da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. La ricerca a cosa ha portato? Una persona che o è Denise o è comunque una sua parente stretta, ecco, perché è molto somigliante. Ho mandato la segnalazione all'avvocato Fragitta e anche al procuratore della Repubblica di Marsala con tutti i riferimenti. Dottoressa, ma questo sì. Quando è avvenuta questa ricerca via internet? 17 anni fa o in tempi recenti? No, in tempi recenti. La ragazza è in Europa, ma è una persona benestante, è una persona con diverse sedi, diciamo, si sposta. E quanti anni avrebbe questa persona? Vederla è compatibile con un'età di Denise. O è Denise o è una sorella gemella. Il magistrato ha sganciato la bomba mediatica in diversi talk ad emittenza nazionale. So dove Denise Pipitone ammette l'Angioni che mostra la foto della donna che potrebbe essere davvero quella piccola strappata alla sua famiglia in compagnia proprio del marito, della figlia
e che a detta delle cronache pare essere identica proprio a mamma Denise. Lo scatto presenta i volti oscurati per motivi di privacy e per evitare di scatenare ancora una volta i fotoconfronti con i profili delle immagini prima della scomparsa e della madre Piera Maggio. Denise Pipitone, che si troverebbe in un luogo sicuro e protetto grazie all'aiuto di una persona in un contesto internazionale, potrebbe adesso tornare a casa. Io ormai ho la personale certezza che sia così. Sto cercando non tanto di individuare colpevoli, che vista la mia attuale posizione mi interessa poco, anzi praticamente niente, se non in quanto possa servire tutto per individuare dov'è una persona, Denise, a cui è stato impedito di avere la sua identità personale, familiare, perché non è più vicino alla sua mamma. E grazie al lavoro di due signore molto intelligenti e molto colte, che sono andate a cercare, diciamo così, usando la testa, ma possono aver sbagliato, come posso aver sbagliato anch'io, siamo riusciti a individuare una famiglia, una persona, è una bambina, la figlia di Denise. Non sta con componenti della famiglia allargata, però ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Invitiamo tutti, giornalisti, magistrati o avvocati, alla massima cautela. Nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili, che possono costituire dunque un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala. Così invece l'avvocato Giacomo Frazzitta commenta all'ANSA le dichiarazioni dell'ex PM Angioni, il legale che dice anche di parlare a nome di Piera Maggio, ha escluso di aver ricevuto segnalazioni in proposito. Non vediamo tuttavia la necessità, aggiunge ancora Frazzitta, di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane, o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura. Il legale così stigmatizza infine le dichiarazioni dell'ex PM Maria Angioni, anche perché provenienti da un magistrato che nella sua funzione potrebbe avere un canale privilegiato con i suoi colleghi. Soltanto quando le persone capiranno, perché secondo me molti sanno, quando le persone capiranno che, diciamo così, si è capita la situazione, soltanto allora riterranno opportuno e necessario, anzi, andare a parlare con gli inquirenti. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduto da Alfonso Malato, hanno disposto la condanna ad 1 anno e 8 mesi nei confronti di PM, queste le iniziali di un uomo originario di Canicattì, per il reato di tentata violenza ai danni di una bambina di 7 anni. L'accusa sostenuta in aula dal PM Eliana Busto ne chiedeva la condanna a 1 anno e 4 mesi. La vicenda risale al 2016, quando, secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe tentato di avvicinare una bambina in un negozio di alimentari, invitandola a raggiungerlo in un luogo appartato. La bimba raccontò tutto ai genitori, che in seguito hanno denunciato l'accaduto. La difesa dell'imputato ha sempre sostenuto che l'uomo non fosse coinvolto in questa vicenda. Raid vandalico in via Manzoni, nel centro di Agrigento. Ignoti si sono divertiti a danneggiare pneumatici di almeno 5 automobili parcheggiate lungo la carreggiata. Con l'utilizzo di un coltello o di un oggetto appuntito hanno tagliato le ruote o in alcuni casi le valvole utilizzate per gonfiarle. A fare la scoperta i proprietari dei mezzi, sul posto anche gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento. Al vaglio eventuali immagini delle telecamere che insistono sulla zona per risalire ai responsabili dell'accaduto. Nello scorso fine settimana pattuglie dipendenti della sezione Polizia Stradale di Agrigento hanno accertato che 3 conducenti guidavano in stato di ebbrezza alcolica nel corso dei posti di controllo effettuati nei pressi di San Leone, frazione balneare di Agrigento. Si tratta di 3 uomini di 20, 31 e 41 anni, denunciati alla locale Procura della Repubblica con l'accertamento di tassi alcolemici rispettivamente di 1 per il neopatentato di 20 anni e superiore di 2 e 3 volte a quello consentito per gli altri conducenti.
A scopo precauzionale la trafficata via San Vito da circa una settimana è stata chiusa al traffico nel tratto alle spalle di piazza Vittorio Emanuele d'Agrigento che sale verso gli uffici dell'INPS. Un rigonfiamento del parametro murario ha messo in allarme i tecnici di Palazzo dei Giganti. Nella parte sovrastante al muro ci sono i campi da tennis del locale Circolo che non è al momento interessato da ordinanze di sgombero. Sul parametro tufaceo sono visibili delle macchie che potrebbero far pensare a delle infiltrazioni di acqua che avrebbero potuto causare il rigonfiamento. Saranno comunque le verifiche dei tecnici a stabilire le cause. Intanto la chiusura della strada ha letteralmente mandato in tilt il traffico con lunghe file di auto imbottigliate, soprattutto in prossimità della posta centrale, con decine e decine di automobilisti a caccia di un angolo per parcheggiare. Per questa estate l'Ente Parco Valle dei Templi ha un programma intenso di eventi, concerti, spettacoli, letture e incontri, un cartellone vero e proprio che vuole andare al di là della visita dei reperti. Arturo Cantella. Un programma intenso di eventi, concerti, spettacoli, incontri è stato presentato giorni fa a Palermo presso l'assessorato ai beni culturali durante una conferenza stampa alla presenza dell'assessore regionale Alberto Samonà. La Valle dei Templi è una delle punte di diamante dell'offerta culturale siciliana, ha affermato l'assessore. Ci muoveremo tra tante esperienze, visite immersive, teatro, festival del cinema archeologico, un cartellone che durerà non dall'alba al tramonto ma 24 ore. I dati lo confermano, migliaia di visitatori stanno di nuovo invadendo pacificamente la Valle dei Templi di Agrigento e quello che ho definito la primavera dell'archeologia in Sicilia. Un cartellone ampio che abbiamo costruito lavorando durante la pandemia sia per quanto riguarda le attività scientifiche che per quelle culturali. Così ha affermato il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta, un cartellone che non si fermerà alla valle ma si allargherà a tutti i siti della provincia. Sì, abbiamo presentato un cartellone che è un cartellone ampio e che inizierà proprio da lunedì prossimo con lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Sebastiano Lo Monaco a Rivedere le Stelle, il 21 giugno al Teatro del Tempio di Giunone inizieremo queste attività. Sono attività che riguardano il teatro, che riguardano la musica rock con festival, che riguardano la musica jazz, che riguardano le nostre albe che sono il nostro punto di forza, che riguardano due manifestazioni per il mondo del cinema, il Festival dei Corti e il Festival del Cinema, dei film. Iniziative a 360 gradi e per quest'anno per la prima volta non riguarderanno solo la Valle dei Templi, perché faremo delle iniziative anche a Eracleamino, Sambuca di Sicilia e Villa Romana a Punta Grande, che avrà un percorso particolare, un progetto particolare. Tutti i fine settimana, venerdì, sabato e domenica, da luglio ad agosto, ci saranno delle iniziative proprio a Villa Romana che riguarderanno la visita guidata e poi gli eventi culturali al tramonto, con una degustazione per far conoscere il progetto di Odoros del Parco Valle dei Templi. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Ad Erice la mostra I Troiani di Sicilia, dedicata al misterioso popolo degli Elmi che per Tucidide e Virgilio erano profughi dell'epica guerra di Troia. Vediamo. Utilizziamo un termine particolare, mistero, si associa poi alla ricerca dell'archeologo, perché noi siamo dei detective nella ricerca e quindi cerchiamo di spiegare bene una storia importante per la Sicilia occidentale. Questa popolazione ha connotato dei luoghi magnifici, intanto Erice dove siamo oggi, che è una cosa spettacolare, e poi Segesta e poi Entella, queste tre roccaforti che sono state le città degli Elimi. Con le immagini fotografiche e poi con una mostra archeologica e poi ancora con un convegno internazionale mettiamo sulla ribalta questo mistero e cerchiamo di svelarne i segreti. Una somma di linguaggi differenti, il linguaggio della nostra storia, della nostra identità, dell'antico, con il misterioso popolo degli Elimi, mai sufficientemente studiato e indagato, e ringrazio il Parco Archeologico di Segesta, insieme chiaramente a Lorenzo Zichichi e alla Fondazione Erice Arte, per aver voluto focalizzare su questo tema un dibattito. Gli Elimi, il fascino dell'arcano, del mistero, di ciò che
non sappiamo e che vorremmo sapere. Sono stati uno dei popoli più interessanti della Sicilia, come recita la mostra I Troiani di Sicilia, questo popolo misterioso che poi era un popolo pacifico, anche se è stato ripetutamente attaccato, come dimostrano anche le vicende pure di questi luoghi, o della bellissima Mocarta. Ecco, un territorio, quello di questa provincia, della provincia di Trapani, della Sicilia nord-occidentale, che dà la misura, attraverso antiche vestigia che tuttora esistono e che sono arrivate fino a noi, di popoli che dovremmo riscoprire perché fanno parte del nostro DNA, della nostra identità plurale. Gli Elimi, potremmo dire oggi siamo tutti un po' discendenti degli Elimi, magari fosse così. Una grande speranza, il poter ripartire nel nome dell'arte, della bellezza e della cultura. Questa è la Sicilia che noi amiamo. Il circuito turistico Bella Sicilia sarà presente alla mostra d'Oltemare di Napoli. Presenterà diversi itinerari da vivere nell'isola. C'è il servizio. Un grande evento, un'occasione importantissima per il circuito turistico regionale Bella Sicilia, che per la seconda volta approda in una fiera del turismo di importanza internazionale. Questa volta, grazie all'assessorato al turismo della regione siciliana, abbiamo la possibilità di portare 21 comuni del nostro circuito alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. Dal 18 al 20 giugno, quindi da venerdì alla domenica, in questo fine settimana, un importante momento di incontro tra tour operator, dove avremo la possibilità, appunto nel sito istituzionale, nello stand istituzionale della regione siciliana, di presentare questi comuni che sono stati divisi per itinerari e presentati in un'unica brochure. Esattamente intendiamo promuovere, perché poi il progetto deve essere naturalmente rifinito con dei tour operator, con delle agenzie di viaggio che faranno dei pacchetti ad hoc per essere venduti ai turisti italiani e stranieri che vorranno visitare la nostra bellissima Sicilia attraverso l'esperienza di questi comuni, attraverso l'esperienza dei nostri comuni che parte dal gusto e dalle tradizioni. Ricordiamo che nei mesi passati l'assessorato alla cultura e all'identità siciliana ha fregiato il nostro circuito del patrocinio gratuito, quindi della possibilità ufficiale di apporre il logo della regione siciliana. E noi come ci presentiamo? Abbiamo diviso i comuni aderenti al nostro circuito in itinerari per vicinanza territoriale, li abbiamo raggruppati, ma questo non significa nascondere la bellezza della Sicilia, perché andando in uno dei comuni dei nostri itinerari è possibile chiaramente scoprire tutto quello che c'è intorno, che completa l'offerta turistica di un comprensorio e dei nostri stessi comuni. Io nel presentare questo progetto mi sento anche onorato, voglio ringraziare la Presidente dell'Associazione Vivo in Sicilia per la possibilità che mi ha dato di guidare, di coordinare il circuito Bella Sicilia. Ringrazio i nostri media partner, il gruppo Comunicare 24, Onda TV, che diffonde tutta quella che è la nostra comunicazione, perché il circuito fonda le sue basi principali sulla comunicazione. Abbiamo già realizzato tantissimi documentari che raccontano questi nostri paesi, ne faremo altri per completare il progetto. Calcio domenica prossima si gioca sul campo neutro di Mazzara del Vallo in provincia di Trapani, la finale valida per la promozione in Serie D tra San Cataldese ed Acragas. Carmelo Lentini. Manca solo l'ufficialità da parte della LN di Sicilia, ma sembra proprio che la finalissima tra Acragas e San Cataldese possa giocarsi al Nino Vaccara di Mazzara dinanzi a non più di 850 spettatori, il che significa che non potranno essere presenti più di 400 tifosi per parte.
Adesso la parola spetta all'organo federale che sta vagliando la possibilità di reperire uno stadio con una capienza maggiore, ma a quanto si dice la disponibilità è davvero molto esigua. Più probabile invece che possa giocarsi all'Esseneto l'altra sfida di finale per ori che interessa il girone B di eccellenza tra Giarre e Siracusa. Non è la prima volta che la squadra compagine giarrese calchi il terreno dello stadio Cragantino. L'ultima volta è stata negli anni 90 in occasione della Coppa Italia contro il Genoa. Ritornando all'Akragas, la squadra questo pomeriggio ha ripreso la preparazione con un occhio alla propria infermeria. Cipolla comunque è recuperabile, Spinelli è tornato disponibile, mentre per Maniscalco occorrerà attendere qualche altro giorno per una diagnosi più approfondita. Intanto i tifosi di fede biancazzurri sono in fermento, molti stanno organizzando la trasferta ovunque essa sia, contro la San Gataldese e in palio la promozione in Serie D. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.